L'Auser, Associazione per l'autogestione dei servizi di solidarietà in Friuli Venezia Giulia, è attiva da circa 10 anni. Opera nel campo del volontariato e della solidarietà con tutta una serie di interventi a favore e con gli anziani, ma non trascura anche la solidarietà fra le generazioni. L'impegno di questa testimonianza video è proprio un progetto finanziato dalla Regione che si chiama Ieri, Oggi, Domani, ed è stato finanziato dal Comitato regionale per il volontariato, e trasferisce tutto un lavoro di ricerca e di raccolta di testimonianze proprio dei nostri nonni e dei nostri avi. L'oggetto di questa nostra presentazione sarà poi divulgato alle scuole, sperando che sia fatto buon uso anche dal punto di vista didattico, ma di ulteriori ricerche anche in altri campi. Ormai da tanti anni il bacco da seta non si alleva più, la seta viene già comprata, già pronta, insomma. Quindi si continua ancora nei paesi dell'est, in Cina, in India, in Pakistan. In Italia e nella nostra provincia il bacco da seta è oggi solo storia e curiosità dei più giovani, ma per tutto il Settecento e l'Ottocento e fino agli anni 70 del 1900 l'allevamento del bacco da seta e la sua lavorazione per trasformarlo in filati e tessuti ha rappresentato una delle principali fonti di reddito. Tra aprile e giugno il 65% della popolazione attiva del Friuli ne era coinvolto. E anche grazie alla lavorazione della seta che a partire dalla metà dell'Ottocento si porranno le basi dello sviluppo industriale che distingue tuttora Pordenone e la sua provincia. A tutt'oggi la bachicoltura e la filatura dei bozzoli non presentano nel nostro territorio prospettive di ripresa, anche se per il nutrimento dei bachi la foglia del gelso è stata sostituita da uno speciale mangime. Io sono un allevatore di bachi, l'ho sempre fatto, fino al 2002. Possibilmente, causa permettendo, lo continuo ancora. Allevo circa una trentina, 35 telaidi e il prodotto, i bachi mi vengono portati appena nati da Monico, Treviso, e lì riconsegno il prodotto, i boccioli freschi. L'ultima famiglia che ha allevato i bachi da seta in provincia di Pordenone è stata quella del signor Cilio Felice di Cosa di San Giorgio della Richinvelda. Fino al 1999 questa famiglia teneva una decina di once. Dopo la chiusura dell'ultima filanda nel 1989, anche l'allevamento produttivo del bacco da seta viene così a scomparire dal Friuli. Tuttavia, qualche artista si diletta ancora oggi con i tessuti di seta. A Cordenons, la signora Maria Luisa Appi dipinge splendide immagini su stoffe seriche chiamate batik. L'industria serica italiana, per la lavorazione della fase a valle del ciclo, cioè la tessitura, la tintoria, la stamperia e la confezione ricavate dalla lavorazione dei filati importati dall'Oriente, è ancora fiorente soprattutto nella provincia di Como. Nella nostra provincia, invece, l'unica tessitura serica specializzata è la Fintessile dei Fratelli Crovato, con sede in Azzano X, località Fiumicino.
La nostra azienda, che oggi comprende la tessitura, la tintoria e il finissaggio, è nata per una grande intuizione di nostro papà Giuseppe nel 1922. L'intuizione nasceva anche dal fatto che in Friuli si producevano i migliori bozzoli da seta e che erano lavorati nelle nostre filande. La qualità della nostra produzione ha avuto riscontro immediato nelle maggiori case di alta moda. Oggi, mancando la produzione del bacco e la produzione del filo nelle filande, abbiamo la possibilità di poter continuare questa attività in quanto utilizziamo della migliore produzione cinese. Possiamo dire che l'intera nostra posizione di nicchia è riservata appunto alle firme più prestigiose di tutto il mondo. Abbiamo avuto la possibilità di raggiungere questi ambiziosi traguardi per merito dei miei fratelli Antonio e Giovanni. Sempre in Friuli, e precisamente a Tarcento, in provincia di Udine, è ancora fiorente la prestigiosa attività produttiva della Cascami Seta, che vanta oltre un secolo di presenza nel mercato mondiale. Cascami Seta è un'azienda che rappresenta la continuità di una tradizione nell'ambito della seta. Il materiale che noi lavoriamo è chiamato cascame di filanda, in realtà si tratta di seta vergine che ha la stessa dignità della seta tratta e che viene lavorata con un sistema completamente differente. Può ovviamente difendersi come tipo di attività nella nostra società esclusivamente adottando sistemi scientifici di lavorazione, sposando la tradizione con la modernità e servendo un segmento di mercato che esige l'altissima qualità. La millenaria storia del bacco da seta e delle filande è oggi in Italia un ricordo per certi aspetti affascinante. Ciò è dovuto al grande interesse che suscita tuttora. Libri, pubblicazioni varie, mostre e persino spettacoli teatrali trattano questa storia che coinvolge agricoltura, industria, condizione operaia e sociale. Mi sono laureata nel luglio del 2000 in lettere con una tesi sulla filanda Zangrando di Azzanello di Pasiano. Ho cercato di analizzare la storia, la vita all'interno della filanda, le tecniche di lavorazione, i piccoli segreti, le macchine manuali e quelle semiautomatiche, per arrivare infine alle cause che hanno portato alla chiusura dell'ultima filanda in Italia. Affinché non vada del tutto smarrita questa importante storia sociale ed economica che ha coinvolto per secoli una così larga parte della popolazione friulana, anche al Museo di Documentazione della Civiltà Contadina di Farra di Sonzo, in provincia di Gorizia, ogni anno, tra maggio e giugno, si può visitare un allevamento sperimentale del bacco da seta, dove viene proposto il ciclo biologico completo, dal seme al bacco, dal bozzolo alla farfalla. Il bacco da seta fu conosciuto e allevato in Asia e più precisamente, secondo l'opinione comune, in Cina. Di qui si estese in Persia, in India, paese dove era allevato dal popolo nominato Seri, da cui prese il nome seta. Il bacco arrivò in Europa attorno al 550 d.C., sotto l'imperatore Giustiniano. Si narra che certi monaci, di ritorno dall'Oriente, a Bisanzio, odierna Istanbul, portarono dei semi di bacco entro bastoni di bambù, eludendo così la sorveglianza, in quanto la produzione della seta era tutelata come segreto di Stato e per i trasgressori vigeva la pena di morte. Il bacco passerà poi in Sicilia attorno all'anno 1145 e via via gli allevamenti si estesero nel centro-nord dell'Italia.
Poiché il baco ha bisogno di una particolare nutrizione, si andò sviluppando anche la coltivazione del gelso, albero di origine asiatica, il cui fogliame, ricco di solfato e di magnesio, è il suo alimento esclusivo. I gelsi, oggi pressoché scomparsi, hanno accompagnato per lungo tempo l'evoluzione del paesaggio della pianura friulano-veneta. Ma anche i frutti del gelso, cioè le more bianche e nere, servivano a qualcosa. Venivano infatti mangiate avidamente soprattutto dai bambini, mentre le famiglie contadine le raccoglievano per distillarle e produrre un'ottima grappa. In Friuli, per oltre 2 secoli e mezzo, la totalità delle famiglie contadine, mezzadri, fittavoli, braccianti e i piccoli proprietari, allevavano i bachi da seta. La vendita dei bozzoli costituiva la prima fonte di entrata per la famiglia contadina. Serviva soprattutto a ricavare i primi soldi dell'annata agraria per l'acquisto dei beni necessari all'abbigliamento della famiglia stessa. I bambini, generalmente, il giorno della consegna dei bozzoli, ricevevano in premio una bella mangiata di ciliegie. L'impegno era notevole, perché il periodo dell'allevamento dei bachi coincideva con la fienagione, la mietitura del grano, la cura del vigneto. Oltre alle persone adulte, venivano impiegati anche i bambini. Avevo 7-8 anni, mi buttavano giù del letto per tirare giù ste grisiole dei cavalieri che dovevano dar da mangiare. Addormentata con tanta sonno a quell'età era una cosa impossibile, più delle volte si volavano dalle mani, però era così e si faceva. Il ricordo bello di quel tempo è che si mangiava all'aperto la sera, perché non stavamo in cucina perché c'erano le grisiole. E allora sotto l'albero, il gelso, si mangiava lì fino a tardi e si rideva. Quello era un bel ricordo. La foglia del gelso doveva essere raccolta fresca e distribuita a mano sopra i graticci, chiamati letti, e mano a mano che i bachi crescevano di grandezza, venivano occupate altre stanze della casa, spesso anche le cucine e le camere da letto. Tutti i locali dovevano essere tenuti a temperatura costante, circa 23 gradi, per mezzo di stufe alimentate dalla legna, che veniva riservata ai bachi anziché essere utilizzata per il riscaldamento delle abitazioni durante gli inverni rigidi. Queste attenzioni verso i preziosi vermi furono anche alla base del nome popolare cavalieri, che venne loro dato proprio per l'importanza con cui venivano trattati. Quando andassi a scuola, quando si ritornava, il tempo libero si aveva, si andava in campagna insieme ai genitori, i fratelli, specialmente in tempo quando era i cavalieri, dai una mano a tagliare la foglia, portarla a casa e dopo tagliarla e portarla sul solare. E ogni giorno, come che si arrivava e dopo si aiutava sulla stalla e continuava dalla mattina alla sera, e per un mese era sempre la solita storia. E su tutta l'azienda di Marzinis, tutti le famiglie avevi il suo lavoro sui cavalieri come che fessi noi, per un mese continuo, e era all'incirca sulle 300 persone, tra grandi e piccoli. Il mese di maggio era il mese più amato e più temuto in una famiglia di contadini. Il più amato perché portava i bachi da seta, che significava una prima entrata per tutta la famiglia, perché il prodotto veniva immediatamente venduto e i soldi venivano immediatamente incassati. Il più temuto perché coinvolgeva tutta la famiglia, dai bambini agli anziani, perché i bachi erano concomitanti con tutta una serie di altri lavori in campagna e quindi necessitava la mobilitazione di tutta la famiglia per poter fare la foglia, poterla quando erano piccoli tagliarla, poter poi dar da mangiare, perché molti dei grandi erano destinati a fare il fieno, a zappare, a dare il solfato alle viti, a piantare il tabacco, tutti i lavori concomitanti che contribuivano a rendere molto faticoso il mese di maggio. La produzione della seta comincia dalla deposizione delle uova, che nascono dall'accoppiamento tra le farfalle maschio e femmina e che deve avvenire subito dopo l'uscita della femmina dal bozzolo. Le uova, appositamente trattate dai laboratori genetici, restano in ibernazione e, in primavera,
Da esse vengono fatti dischiudere i piccoli vermetti chiamati bachi, che poi vengono affidati agli allevatori alla fine di aprile, per tradizione il giorno 25, San Marco. Nell'ultimo secolo appena trascorso, i più importanti stabilimenti di produzione seme bachi erano ubicati a San Vito al Tagliamento e a Pordenone, ma quello di Caneva, della ditta Chiaradia, era certamente il più importante d'Italia, impiegando fino a 700 dipendenti. Prima della loro produzione industriale, molte famiglie contadine facevano nascere i bachi nel dolce calore dei letti umani. La nonna, quando era il Prince di Mai, aveva i cavalieri all'essiccatoio. Non si portava a casa i cavalieri, ma gli ous. Allora chi ci ous ti metteva a covà in taglier, tra il paion e il plumen. E tanti volte, quando le giornate si erano freire, naturalmente lì che io covava. Poi, dopo, quando attaccava in anassi, acciappava la pluma da laucia, capisci? E sopra che tutte la ring, ci scovava. Una volta, 2 volte, 3 volte, finché restavi lì i codaroi. La quantità del seme bachi distribuito agli allevatori veniva calcolata in once, equivalenti ciascuna a 30 grammi, che annoveravano 50.000 uova, da cui si ricavava pressappoco 1 quintale di bozzoli. La vita del baco si svolge in 4 fasi, distribuite in 30 giorni, chiamate dormite, e in ognuna di esse, durante un'apparente immobilità che lo fa sembrare addormentato, il baco cambia la pelle. Nell'ultima fase, la quinta, il baco raggiunge mediamente 9 cm di lunghezza e, dopo un'ultima grande mangiata, comincia ad emettere una bava serica, cioè la seta, impiegando 3 giorni per tessere il bozzolo, nel quale si rinchiude, formato mediamente da 1,5 km di filamento. Per questa tessitura del bozzolo, i bachi hanno bisogno di un supporto appropriato su cui attaccare la bava. A tal fine, sopra i graticci, venivano depositati alcune composizioni a riccio, la cui totalità era chiamata bosco, confezionate con paglia oppure con tralci sottili di rami di vite. Negli ultimi tempi, le raggiere erano di plastica. I bozzoli, una volta raccolti dal bosco, con una macchinetta venivano puliti dalla spellaia, una fibra bianca e leggera che avvolgeva il bozzolo e che veniva poi filata a parte con la gorletta. Una volta pulito, il bozzolo passava alla cernita per scartare quelli incompleti o faloppe, quelli macchiati o deformi, mentre i bozzoli costruiti insieme da 2 bachi, i doppioni, venivano separati per essere lavorati a parte. Per impedire lo sfarfallamento, cioè la fuoriuscita del baco dal bozzolo al momento della sua metamorfosi in farfalla, il bozzolo veniva raccolto e portato agli essicatoi, dove stufe ad aria calda provvedevano ad essiccare appunto la crisalide prima che essa forasse il bozzolo. Tuttavia, anche quelli forati venivano recuperati, seppur come cascami di seta. Gli essiccatoi più importanti, nella nostra attuale provincia, erano a San Vito al Tagliamento, Pordenone, Spilimbergo, Sacile, Billotta di Chions. Dopo la cernita e l'essiccazione, i bozzoli passavano alle filande. La prima fase della trattura nelle filande era l'immersione dei bozzoli in apposite bacinelle contenenti acqua calda, che fino al 1850 veniva riscaldata con fornelli a legna. Il filato si otteneva in maniera artigianale, con un numero limitato di fornelli che, insieme agli aspi, venivano azionati a mano ed erano posti generalmente sotto i porticati e tettoie delle corti rustiche. Una delle prime esperienze di questo tipo si avrà ad Ardago di Budoia, già alla fine del 1600, da parte di Simone Follin, che estenderà poi la sua attività a Polcenigo e a Udine. L'introduzione della caldaia a vapore nelle filande segnerà una svolta nella produzione.
In provincia di Pordenone, la prima si ebbe a Bagnarola nel 1846, poi a San Vito al Tagliamento, nella Filanda Zuccheri nel 1852, quindi via via tutte le altre. Nell'intero Friuli sorgeranno un po' dovunque grandi e medie filande, con 100-120 bacinelle riscaldate dalla forza motrice, e le ciminiere segneranno il profilo dei nostri centri urbani. All'inizio del Novecento, a causa di un ulteriore concentramento, le piccole filande scompariranno e dagli imprenditori locali si affiancheranno quelli lombardi. I luoghi di maggiore concentrazione erano Caneva, Sacile, San Vito, Spilimbergo, Aviano, Cordenons e Maniago, mentre a Pordenone, dove dominava il comparto cotoniero, il settore serico arriverà più tardi. Insigni innovatori diedero il loro personale contributo alla ricerca delle tecniche di allevamento, che apportarono grandi miglioramenti tecnologici alla trattura della seta, e tra essi è doveroso ricordare Santorini, Gera, Zanon, Freschi e Galvani, tutti personaggi che hanno contribuito allo sviluppo di Pordenone, che per la sua fiorente attività industriale fu anche paragonata alla famosa città britannica di Manchester. Filanda di Beppi Mitri. Una storia di tanti fa che s'ingrisolis per disumanis brutalitas. Riquars che tornin alla mins di tanto in tanto. Ieri frutta che i temps e ogni momento l'era bon per sia soia sul plassal della stazione. Fuori ovinis, fuori maris, sempre in ansia per sia lavorare in filanda, là che laga bulin dalle bacinellis, chi coieva i deis dalle mans e chi faceva colali ongulis. Per non farmi viodi di me mari, mi scondevi drivi moronars e il cor mi si stringeva, mi veniva di plansi a viodilis a tornare a casa, strachis, sfinidis, col mostas ancora imperlat di sudore amar. Erignains di miseria nera e loro, con tutti i sofferensis che sopportavi, si sentivano fortunatis. Le ragazze lavoravano in ambienti, in specie di capannoni, e lavoravano i bostoli, facendo per ore rotolare i bostoli in modo da sfilare la seta che li componeva. Ma il sabato, dopo aver lavorato per 6 giorni, tante ore, quando le ragazze uscivano dalla fabbrica, avevano le mani lessate. Proprio la carne dei polpastrelli era carne bianca, che spesso si rompeva perché l'acqua era così bollente da influire nella condizione delle mani, per esempio. Nell'appena trascorso XX secolo, in Italia c'erano 6.000 filande. In provincia di Pordenone la principale era quella di San Vito al Tagliamento, di Tapiva, poi diventata Schiavon e poi ancora Defende. Le altre filande erano ubicate ad Aviano, di Tatamai, a Cordenons, ditta Andrea Galvani, poi passata ad Antonini e Ceresa, poi ancora a Marsilio e Zacchi. A Maniago c'era la filanda della ditta Riccardo Galli, a Spilimbergo le ditte Banfi, già Mongiat, nell'attuale via Filanda Vecchia, e la filanda nuova di via Udine, che ha avuto per titolari le ditte Pan, Zava e Pantarotto. A Sacile operavano le ditte Sartor, Bagliana, Lacchin, Ballarin e Candiani. A Stevenà di Caneva la ditta Marchi e la ditta Chiaradia a Caneva Centro. Una filanda anche a Santa Lucia di Budoia,
la ditta Besa, a Prata di Pordenone la ditta Centazzo, a Orcenico Inferiore la ditta Antonio Comotti. 4 erano le filande di Pordenone e precisamente le ditte Toffoletti, Rosolen, Brunetta e Marcolin. Anche a Porcia e Brugnera c'erano filande. A ridosso del confine dell'attuale provincia di Pordenone e appena oltre il tagliamento c'erano la ditta Frova a Codroipo e la ditta Banfi a Dignano. Ultima in ordine di tempo è stata la filanda Zangrando, sorta circa 50 anni fa ad Azzanello di Pasiano di Pordenone. Nel secondo dopoguerra rimasero attive in provincia di Pordenone una quindicina di filande che nel 1950 davano lavoro a circa 2000 addetti. Tuttavia, anch'esse chiusero gradualmente i battenti in seguito alla caduta della produzione dei bozzoli. Il barone della filanda Schiavon alla data, insomma, non sai se era fallito o come, l'ha lasciato il lavoro perché era un grande industriale e l'ha lasciato il lavoro e altri, trovandosi così, vi pensato di formare una cooperativa. Tutti gli altri soci si vengono iscritti a questa cooperativa. Tanto all'era Canduso, che mi impegnava la contabilità, si usavano dei signs. Le ultime filande, che hanno resistito più a lungo dopo l'introduzione delle bacinelle semiautomatiche che sollevavano le operaie dal lavorare con le mani immerse nell'acqua bollente, sono state chiuse nel 1974, la filanda Defend di San Vito al Tagliamento, e nel 1989 la Zangrando di Azzanello di Pasiano, in provincia di Pordenone, mentre nel resto del Friuli le ultime filande a chiudere i battenti sono state, in provincia di Udine, quella di Bertiolo e quella di Clauiano di Trivignano Udinese, nonché a Gorizia il setificio. L'operaia filandina, addetta alla dipanatura dei bozzoli e all'annodatura del filo, cioè la filatrice, lavorava con le mani immerse nella bacinella a contatto con l'acqua a 70-80 gradi di calore, quasi bollente. Le mani venivano lessate, diventavano giallastre e le vesciche e i bruciori provocavano un tormento insopportabile. Non erano certamente più agevolate le operaie addette alle altre mansioni all'interno della filanda, le scopinatrici fisse, le strusine e recottine, le aspatrici, le cernitrici bigattine, le provinatrici, le maestre, in friulano mistris. In filanda c'erano diverse mansioni sull'operato, insomma. Erano le scopine che prendevano la galetta, la mettevano in piccole caldaie e la cucinavano e poi passava alla maestranza, alle mistre delle caldaie, altre caldaie che facevano la seta, insomma. Quando si rompevano questi fili, allora era dietro noi una filatrice, una groppina, e quella tornava a nodare i fili nell'asco. Quando erano fatte le matasse, passava un signore o una donna, un'operaia, le prelevava e le portava nel mesà. E nel mesà venivano ripulite se c'era qualche sporco o qualcosa e poi le segnavano col filo e le impalavano, insomma. Il lavoro era pesante allora, giovane come ero. Comunque il primo lavoro era la scopinatrice, poi dopo un anno mi hanno messo annodatrice, un anno dopo ero già titolare che facevo la seta, mistra si diceva allora. Ho lavorato fino nel 56 quando l'hanno chiusa. Ci sono stati alti e bassi e li abbiamo superati, però era sempre più duro, perché in ultimo non ti pagavano per niente. Sono entrata dal 39 in filanda, avevo 15 anni, ho fatto la scopinatrice per un anno e dopo mi hanno messo subito in bacinella e lì con l'acqua bollente si bruciava le mani e quando che andavo a casa cercavo di farmi la pipì nelle mani per guarirmi perché le vicine quella volta non ce n'erano
E così si guariva un poco, ma se si prendeva qualche botta, portava via la pelle. E come soldi eravamo pagati molto poco. Niente. Lavoravano tutte in un ambiente umido, fumoso, maleodorante e con un elevato grado di calore. In queste condizioni, spesso disumane, i salari erano bassi, mentre erano elevati invece i rischi per la salute. Nel 1947 il mio medico mi disse: lascia la Filanda perché tu stai lasciando le piume. Il direttore ci insultava dicendoci: andate per la serve. E allora avvertì la direttrice e gli dissi: avvertilo che stavolta ci vado. E così partì per la Svizzera. Sono un emigrante, ho fatto 40 anni a Ginevra. In Finlandia il lavoro era stagionale, 6-7 mesi all'anno. Non c'erano tutele sociali. Una donna in stato di gravidanza, ad esempio, lavorava fino all'8° mese. Le filandine, in friulano chiamate bigatis, affrontavano questo duro lavoro per un salario che nel 1870 era di 1 lira al giorno, cifra inferiore al prezzo di 1 chilo di carne. Per le ragazze tra i 14 e i 18 anni il compenso era di 75 centesimi di lira, mentre per le fanciulle al di sotto dei 14 anni era ridotto a 35 centesimi. E c'erano filandine che cominciavano a lavorare già a 12 anni. Sono andata a farmi il libretto del lavoro e l'impiegato mi ha detto: va a scuola che sei ancora piccola. Io le ho detto: no, ho 11 anni. Allora non mi credeva, ha guardato sul registro e ha visto quanti anni avevo. Poi mi ha fatto il libretto di lavoro e mi hanno assunta. Sono andata, mi hanno messa a fare la scovatina, ma ero talmente piccola che non arrivavo a mettere sti bozzoli alle mistre. E saltava su tutti gli schizzi d'acqua calda in faccia. Passavano fuori con le mani e mi tiravano i capelli. Allora brontolavano, gridavano, e passa di là il padrone e dice: ma cos'è tutto questo chiasso, tutta questa confusione? E dice: questa ragazza non mi fa il lavoro bene, perché ci bagnano tutte. Beh, portate pazienza. Il giorno dopo sono andata a lavorare, ho trovato tutto un sgabello, tutto il rialzo per poter far bene il mio lavoro. Come tutte sono entrata anch'io giovane. Era la guerra e come tutti ho fatto il mio tirocinio. Scoppinatrice, annodatrice, bacinella. Al Mesat non sono mai stata. I ricordi sono tantissimi. Quando hanno impiccato, in tempo di guerra, quel partigiano lì al municidio e ci hanno fatto uscire tutte quante per assistere a questo. Ancora solo 50 anni fa la paga delle filandine era inferiore del 20% rispetto alle altre categorie, per cui dove c'erano altre industrie come Pordenone e Accordenons, in Finlandia si andava solo se in famiglia c'era estremo bisogno. C'era tanta miseria, si veniva a piedi, i socui, fas di len, il persora fa di tela, si disbrociava, mi faceva in cerca di un clap per tornare dentro agli brocci. Si stava tutto il team della guerra che bombardavano, che ne faceva sciampare. Anche io ho lavorato per questa Finlandia, ero scovolina, dopo mi ho passato maestra e purtroppo ero entrata come schiavi. Un capo peso dall'altro. Io odiavo perché ero una sancia arrogante, proprio una schifezza. Dopo purtroppo non ho potuto resistere più perché le mie mani erano in plena divisa all'acqua polente e mia madre mi diceva: Nina, stasera prima di dormire farà pipì le mani. Io la facevo ma brusava, però si stava miei, ma ogni sera era questa medicazione. Era tanta miseria che dovevo lavorare lo stesso. Un bel dì si stufava e si suda e gli dite al direttore, il capo insomma, e gli dite: adesso non vuoi più lavorare e mi si servì che si non farà lavorare in Finlandia. E si va a servire a Milano e così gli finì la Finlandia.
A 14 anni ho cominciato a Viodi che mi ci passi su in Finlandia, ma non mi ci parli su mai, il sindacato non mi mandava mai a clamare. Allora il direttore una volta le stufà e a mia vita domani mattina e ti vengo a lavorare in Finlandia. Così si giuda a lavorare, ho cominciato a fare la scovolina, dopo si giuda in Bacinella, in Groppina e dopo un bel po' di anni si giuda in Mesata a passare la sera e che lì è stato il mio lavoro che ho sempre fatto finché è finita la Finlandia. Il pranzo di mezzogiorno era un po' di polenta con un pezzettino di formaggio portato da casa in una sportina. Solo negli ultimi tempi si era aggiunta la gammella con un po' di pasta asciutta. Era il 48 e tanta fame, tanta. E sempre, io sebbene che ero piccolina, ma non mi mancava l'appetito. E da casa la mia mamma mi metteva in tasca le castagne secche che noi diciamo le strasecanasse. E siccome erano troppo dure e poi non rendevano tanto mangiarle così, le mettevo nell'acqua della bacinella che c'erano anche i bigati, si diceva, no? Sarebbero le larve del bacco da seta e sicché si venivano grosse come le polpette e le tiravo su insieme con queste bestioline, insomma, lessate dentro e che erano colore marrone proprio, ma erano così appetitose che magari fossero state ancora di più. E poi un uovo o due lo mettevo dentro lo stesso, con st'acqua sporca, veniva l'uovo colorato come quelli di Pasqua, marron scuro. Ed era buonissimo anche quello perché prendeva il colore anche dentro l'uovo, non soltanto che sulla buccia. E così ho tanto lavorato anch'io come un lavoro faticoso, ecco, perché ero piccolina, mi mettevo anche uno scagnetto sotto i piedi perché non arrivavo nella bacinella. Caratteristica del lavoro in Finlandia, unica nel suo genere, erano i canti delle operaie. Si cantava per ritrovare una dimensione umana nel luogo alienante della fabbrica e come fattori di socializzazione e di recupero di un vivere umano. Ma se si cantava anche per protesta contro le dure condizioni di lavoro e per rivendicare un trattamento migliore, non mancavano tuttavia, in quanto il personale era quasi tutto femminile, anche teneri e romantici accenni all'amore. Si cantava al mattino e al pomeriggio e si diceva il rosario, si cantava canzoni e così quelle più anziane tenevano su il rosario, così si diceva, e noi tutte si rispondeva. Avevamo un'allegria tale che a volte non ci sembrava neanche di lavorare, anche quando qualcuno veniva a sgridarci che noi non si lavorava bene. Poi, alla fine, quando si finiva di cantare, avevamo la nostra canzone. Cordenons è un bel paese, con fabbrica e filanda, una bella piazza grande che tutti vogliono entrare. Così, accanto ai canti sacri della liturgia, alle litanie ed ai canti di rivendicazione sociale, il repertorio comprendeva il corteggiamento alle ragazze da parte dei morosi. Significativa questa strofa di un popolare canto delle filandine. Ne dise bigate che sempre spusemo, per questo cantemo che passi l'odor. Era un lavoro un po' brutto, con odori, con tutto quello che veniva, ma non c'era niente una volta. E si è cominciato prima con la sgroppina, poi con la groppina e poi quella che filava. E dopo lì doveva lavorare sull'acqua bollente, con le mani nell'acqua. E ricordo che il più bello era lunedì, che si trovava tutte lì, prima che suonasse la sirena, che si raccontava tutte le avventure. Io ero ancora ragazzina, non avevo niente da raccontare, ma le più vecchie raccontavano, andavano a banare, perché lì a Viano erano i militari e raccontavano tutto, che andavano a ballare, andavano di qua, andavano di là. E difatti tra tante si sono sposate con questi ragazzi dopo. Nei primi scioperi delle filandine, durante il governo Giolitti negli anni 1907 e 1908, le operaie in corteo per le vie di Udine cantavano 1,40 al giorno volemo,
se no non lavoremo e sciopero faremo per tutta la città. Dopo Udine, le filandine scenderanno in piazza anche a San Vito al Tagliamento, Codroipo, Sacile e Pordenone, ottenendo un primo miglioramento della paga, le sospirate lire 1,40 al giorno, mezz'ora in più di riposo per la pausa di mezzogiorno, la riduzione da 11 a 10 ore di lavoro al giorno. Memorabile fu poi lo sciopero delle filandine nella zona di Spilimbergo, con un corteo per le vie della città che ebbe luogo il 21 maggio 1913. Ma soprattutto questi scioperi possono essere considerati un primo passo per affermare la propria personalità di esseri umani e lavoratrici. Troviamo tra queste donne friulane che scioperarono anche la prestigiosa Tina Modotti, che a quel tempo, da adolescente, per aiutare la sua numerosa e povera famiglia, ha lavorato in una filanda di Udine. Più avanti, negli anni 30 e 40, il canto operaio più popolare sull'aria dell'inno del 1° maggio sarà il seguente. Vieni maggio, t'aspettan le genti, ti salutano i giovani cuori, vieni, o Pasqua dei lavoratori, tregua, tregua agli umani sudori. Altre canzoni popolari avevano il posto fisso in filanda, come La bella va in filanda, Tutti mi chiamano bionda, Quel mazzolin di fiori. Che viene dalla montagna. Prima della guerra i fascisti ci offrirono una gita a quelle della filanda, a quelle della tipografia, a quelli di Fioretto, a quelli di De Marco, e siamo andati a vedere Gorizia, Re di Puglia, il Carso, dove c'era anche una casa che ci mostrarono le avventure di Mussolini in guerra, e di là ci facevano cantare Giovinezza in ogni centro cittadino. Fuori del centro cittadino si cantava Vento, vento, portalo via con me. Canti in fabbrica, gite con le compagne di lavoro, veglioni e feste da ballo. Tradizionale la veglia del tessile a Pordenone e a Cordenons, organizzata dal sindacato di categoria FIOT con tanto di elezione della reginetta. Per scherzo di destino, il dopolavoro dove si ballava era attiguo alla filanda. Il giorno di carnevale non ci lasciavano andare a ballare e noi, stando al lavoro, sentivamo che il dopolavoro suonavano e ballavano. Come uscivamo, andavamo lì al dopolavoro con i nostri zoccoletti. Come entravano le filandiere, la musica si fermava. Fra gli applausi e poi ricominciava. E i ragazzi, benché avevamo gli odori dei bigatti, cosiddetti bigatti, facevano la fila per farci ballare. E sono dei ricordi bellissimi. Nel secondo dopoguerra e fino al declino del settore serico, anche le filandine avevano preso coraggio. Con la promulgazione della Costituzione repubblicana, esse si batterono per la conquista del nuovo contratto collettivo, della legge sulla tutela della maternità, per il riconoscimento della commissione interna e del sindacato in fabbrica. In tempi successivi si ottenne anche la parità salariale uomo-donna e la riduzione della settimana lavorativa. Personaggio di spicco a sostegno dei diritti dei lavoratori in quel periodo fu il casarsese Pierpaolo Pasolini. Allora Pierpaolo Pasolini il venne conosciuto dal team di guerra. Veniva sempre alla Lignana, erano grandi amici, perché veniva in casa a me, in casa di tutti, proprio come fratelli. E lui mi insegnava, voleva istruirmi, perché mi teneva che eri un pochettino pindrio, che lui si rideva. Si divertiva a giocare con lui, insomma, a tanti giochi che giocava. E mi leggeva la Bibbia. Voleva che invece introdotta tutte le robe schiere. Nelle campagne ci furono, soprattutto da parte dei mezzadri, duri scontri sociali per ottenere la riforma dei contratti agrari ed una più equa ripartizione dei prodotti. Per i bozzoli, nel 1948, si ottenne la fatturazione separata, una per il concedente ed una per il mezzadro,
quindi la possibilità di poter disporre subito della quota parte di denaro ottenuto dalla vendita dei bozzoli da parte della famiglia colonica. Anche nel settore dell'industria serica si verificò un certo sviluppo tecnologico. Nel 1960 venne progettata una bacinella semiautomatica, uno spazzolone a movimento rotatorio alternato che sostituiva la scopinatrice. Queste bacinelle, in un ambiente più moderno e confortevole, furono introdotte nella filanda Defend di San Vito al Tagliamento e Zangrando di Azzanello di Pasiano. In queste immagini degli anni 70 possiamo osservare le moderne bacinelle munite di pannelli di saggina per il prelievo del capofilo del bozzolo, non più mani di donna rovinate dall'acqua bollente. Andavo a Azzanello in bicicletta a lavorare e ero trattata bene dai padroni perché facevo il mio dovere e quando avevo la busta paga mi davano qualcosa per premio. Quando era mezzogiorno si aveva la gavetta, si la scaldava sull'acqua dei macchinari che erano dentro in filanda. In questa filanda venivano conferiti anche i bozzoli delle 6 once di bacchi che il parroco del paese, Don Matteo, produceva con il volontariato dei parrocchiani. Trovai delle case abbandonate e lì incominciamo il lavoro. Un gruppo di persone si diedero da fare per tagliare la foglia dei gelsi, l'unico alimento dei bacchi da seta, altre per poter disporre la possibilità di dar da mangiare e poi finalmente coloro che si davano da fare per preparare con lavori un po' più pesanti i ricci e quindi anche il raccolto, quando dopo 20-30 giorni di lavoro veniva predisposta la possibilità di fare il raccolto. La popolazione rispose in modo più che entusiasta, positivo, e così l'efficacia e il profitto non mancò. Tuttavia, le cause della caduta produttiva sono diverse e concomitanti. L'inquinamento atmosferico portato attraverso certi veleni buttati nei campi e soprattutto i veleni della frutticoltura, quell'inquinamento ha distrutto praticamente la bachicoltura. I bacchi, pur crescendo in modo regolare, mangiando il gelso, la foglia di gelso, non riuscivano più a camminare verso il riccio, cioè ad assalire sul riccio per chiudersi, per formare la galeta, il bozzolo. Così negli anni 86-87 ci fu la totale eliminazione di tutti i bacchi perché il 100% dei bacchi non portarono a termine il loro lavoro, il bozzolo. Contro le malattie del baco da seta, quali pebbrina e flaccidezza, si era impegnato anche il grande Louis Pasteur, che per questi suoi studi visse dal 1869 al 1870 nella famosa villa del Commenda a Ruda, in provincia di Udine, ora in totale abbandono. Lo scienziato francese, giunto in Friuli su invito dell'imperatore Napoleone III, divideva le sue giornate con l'ex compagno di studi, l'imprenditore e scienziato triestino Chiozza, e giornalmente si recava nell'omonima stupenda villa Chiozza di Scodovacca di Cervignano, ex sede regionale dell'ERSA, dove assieme consumavano i pasti e confrontavano i risultati delle loro ricerche. Il declino del settore era segnato. Da un lato l'affacciarsi impetuoso nel mercato tessile e dell'abbigliamento delle fibre sintetiche e artificiali, dall'altro l'importazione di filati di seta già pronti dalla Cina e dall'Oriente, dove vengono praticati 3 cicli produttivi di bozzoli annui, mentre in America Latina, Paraguay, i cicli di allevamento, grazie alle condizioni climatiche favorevoli, arrivano fino a 9 all'anno. Per cercare di impedire la totale scomparsa dell'allevamento dei bacchi e delle filande, furono sperimentate molteplici iniziative, nuovi sistemi di allevamento, incentivi per la piantumazione di gelsi più pregiati
e per l'ammodernamento delle attrezzature, capannoni prefabbricati e ricci di plastica, questi frutto di una geniale intuizione del signor Gabriele Peressini di Campoformido, che sostituirono nella formazione del bosco quelli più costosi e complicati fatti di fibre naturali. Nel 1972 anche la Comunità Economica Europea intervenne con un sostegno finanziario. La nostra regione, in quell'anno, fece una leggina che prevedeva un compenso integrativo sul prezzo di base nazionale dei bozzoli. Anche i sindacati dei lavoratori si prodigarono per salvaguardare il patrimonio industriale e l'occupazione. L'impegno principale fu quello di garantire l'approvvigionamento alle nostre filande della materia prima. Con la nascita del terzo millennio, come abbiamo visto, sono scomparsi sia l'allevamento del baco sia le filande. Restano però indelebili nella memoria collettiva le umane fatiche che hanno caratterizzato questo lungo periodo di vita, di lavoro e di grandi sacrifici delle genti friulane nel settore agricolo e industriale. Bachicoltura e filande, una storia straordinaria. Poche attività umane hanno inciso come questa nella vita delle nostre popolazioni. Anch'io ho vissuto direttamente un'esperienza in questo settore. Da bambino ho partecipato all'allevamento dei bachi in famiglia. Negli anni 50, come sindacalista dei mezzadri, assieme ad Angelo Galante e a Luigi Montico, ci siamo impegnati nella battaglia per la riforma dei patti agrari e in questo quadro la consegna dei soldi dei bozzoli alla famiglia colonica al momento della consegna dei bozzoli stessi all'essiccatoio. Negli anni 60, come sindacalista dei tessili, l'impegno riguardava la tutela anche delle operaie filandine, unitamente al segretario della CGIL Giovanni Migliorini, al segretario della CISL Bruno Giust e della UIL Osvaldo De Piero. Ricordo anche l'azione svolta per il reperimento dei bozzoli da utilizzare nelle filande de Fent e Zangrando, che era nell'interesse comune. Nel 1972, in Consiglio regionale, ho partecipato alla stesura della legge regionale assieme ad Alfeo Missau, Antonio Comelli e Albino Covo della Coldiretti. La legge prevedeva una integrazione del prezzo dei bozzoli ai produttori e la garanzia che i bozzoli stessi rimanessero in Friuli per farli lavorare nelle nostre filande. Nel ricordo di tutte le filandine è doveroso citare la prestigiosa figura di Modesta Colombo, filatrice della seta a Spilimbergo, stimata sindacalista volontaria. Allevamento dei bachi e filande, una storia affascinante da trasmettere ai giovani, perché i giovani sappiano quanti e quali sacrifici hanno dovuto affrontare i loro nonni e bisnonni per ottenere migliori condizioni di vita e di lavoro ed una società più giusta. Che sempre spussemo, ma la seda nudemo, le belle adorna. Belle lava in filanda, lavorar, lavorar, lavorar. Belle lava in filanda, lavorar col suo bel Moretti. Oh Morettino mio, morirai, morirai, morirai. Oh Morettino mio, morirai con le pene nel cuore. E le lava in cantina, cavaldin, cavaldin, cavaldin. E le lava in cantina, cavaldin col suo bel Moretti. Oh
moi calca, e lei la vai su fitta calca, e moi col suo bel morettino. Oh morettino mio, morirai,